Per noi sicuramente rappresenta un punto di incontro, di eccellenza del nostro territorio, ma quello che è più importante è che rappresenta comunque un momento di aggregazione di tanti cittadini, specialmente i giovani, che vengono a pattinare, e abbiamo messo in piedi anche una società nuova di pattinaggio, il che è abbastanza in qualche maniera inconsueto nei nostri territori, perché una squadra di hockey a San Damiano fino a qualche anno fa era insperato pensare di averla. Quest'anno sono già 2 anni che c'è la società sportiva e quindi c'è l'avviamento al pattinaggio, oltre che al pattinaggio a rotelle all'estate, e hanno già oltre 130 tesserati, quindi un numero importantissimo, con dei formatori importanti di estrazione dell'est europea, quindi dove il pattinaggio in qualche maniera è anche di casa. Un'iniziativa di un lungo periodo, perché dura 4 mesi, noi iniziamo a novembre e finiamo a marzo. È un grosso sforzo che fa sia l'amministrazione comunale sia l'Estate Sport Eventi, che è questa associazione che d'estate si occupa della parte di tornei sportivi e d'inverno nell'organizzare questa pista di pattinaggio che è di nostra proprietà. Riusciamo a farlo grazie ai tanti volontari che ci sostengono, ma soprattutto alle tante ditte che hanno sposato questo progetto e ci sostengono anche economicamente. Le difficoltà senz'altro ci sono, appunto a livello organizzativo. Infatti, come diceva Andrea, il meccanismo è complesso e grande, nel senso che abbiamo tutta la parte gestionale organizzativa della pista di pattinaggio, di tutte le casette, delle aree gonfiabili, per cui di lavoro da fare ce n'è sicuramente molto, le forze da impiegare sono tante e diciamo che le difficoltà riusciamo a superarle proprio con la forza e la collaborazione che abbiamo tra tutti noi. Ice Team rappresenta tantissime cose, rappresenta di educare i bambini a questa attività importante, a questa attività strana che è il ghiaccio, che è molto scivoloso, però quando arrivano, quando sono piccolini, non sanno come mettersi, e quando riescono ad andare è una gioia incredibile, quando riescono a salire in piedi per la prima volta, è veramente, per me personalmente è veramente una gioia incredibile. Volta, ne avevamo tanto sentito parlare anche molto bene, questa però è la prima volta che veniamo. Di solito andiamo magari in montagna o altri posti, però sentendone parlare così bene abbiamo detto veniamo e proviamo. Direi che è stata molto interessante, anche una bellissima iniziativa, diciamo che almeno così riesce a comprendere sia i bambini che i giovani, che anche le persone magari un po' più anziane, da chi è inesperto, chi invece è esperto, quindi tutto sommato direi che siamo soddisfatti, siamo appena entrate, però dai, pian pianino riprendiamo un po' a mano e quindi siamo soddisfatti insomma per il momento. Bellissima struttura, bellissima iniziativa, l'organizzazione e tutto, quindi complimenti a chi l'ha fatto.